Buon pomeriggio a tutti qui dal Nino Lobue di San Giovanni Gemini e benvenuti alla gara d'andata del turno 2 della Coppa d'Italia di promozione. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per Gemini contro Serra di Falco, una gara ovviamente difficile da pronosticare, due squadre che stanno vivendo momenti alterni della stagione e soprattutto di forma. Qua vediamo i ragazzi del Gemini che si vanno a prendere l'applauso della platea che è arrivata qui al Nino Lobue per sostenere i ragazzi di Mister Ancona, che oggi si schierano con il solito 3-5-2, in porta sempre Deniere, poi Antona, Mangiapane e Miceli in difesa. Centrocampo folto con Seiter a destra, Beca a sinistra, Muratore, Obuso e Lio a centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco invece compiti offensivi assegnati a Mormino e Marrone. Risponde così il Serra di Falco di Mister Caramanno, 4-3-3 probabile potenziale della formazione, che ovviamente ha fatto anche un importante viaggio venendo dal Nisseno. In porta Tatoli, poi Nuccio, Maggio, Ojeda e Mancuso in difesa, centrocampo assegnato a Firingeli, Caronia e Toledo, attacco Danca, Avanzato e Rizzo. I direttori di gara della partita di oggi saranno il signor Piccicchio della sezione di Ragusa, assistenti Piragno e Biondolini. Tutto pronto per cominciare, è arrivata anche una discreta platea qui al Nino Lobue di San Giovanni Gemini, che per ora ovviamente è carico, sta vivendo anche un importante inizio di stagione grazie alle ottime prestazioni della squadra di Mister Ancona, che in questo momento è prima in classifica pari merito con l'Aragona nel campionato di promozione. Per quanto riguarda il girone A, Serra di Falco che invece milita nel girone D e non se la sta vedendo benissimo, perché attualmente occupa parti basse della classifica con solamente 4 punti conquistati dopo 6 giornate, una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, lo score della squadra di Mister Caramanno, che però in Coppa comunque ha passato il turno rispetto alla Sommatinese e adesso è qui pronta a giocarsi le sue carte al Nino Lobue contro il Gemini, che se ovviamente vediamo puramente un fatto di classifica, un fatto statistico, potremmo darla per favorita. Intanto vediamo che iniziano ad arrivare sempre più sostenitori della formazione di casa. Ancora Mangiapane ad andare a rispondere di testa, Gemini che gioca con la maglia black, quella dove risponde anche un po' l'identità storica del club, con il logo dorato che riprende una delle i vecchi design dello stemma, del vessillo della squadra agrigentina. Gemini che ovviamente vuole unire il passato al futuro, però vivendo nel presente che però sorride, ma mai abbassare la guardia. Lio mantiene il pallone lì, poi Muratore prova a passare anche Marrone, il pallone sempre per l'11 che va al sinistro, prima occasione potenziale per il Gemini, si perde sul fondo, anzi stava a perdere sul fondo, riesce comunque a evitare la rimessa oppure il potenziale calcio d'angolo. Tatoli, uno dei portieri giovani più interessanti del territorio, l'ha acquistato il Serra di Falco nel corso di questa stagione. La suggestiva cornice di San Giovanni, pallone che viene ripreso adesso dalla formazione ospite con il numero 10, l'attaccante Rizzo, che ha provato a farsi vedere, fermato comunque questo tentativo di avanzata da parte di Antona, che gioca con il braccetto di sinistra. Seiter invece che svaria tra braccetto e tra esterno di destra, in questo momento sta giocando proprio in quella zona del campo. Lotta Mangiapane, riprende palla Beca, eroe della gara contro il Partinico a Montelepri qualche giorno fa.
Adesso occhio a questo pallone reiterato, questo possesso reiterato del Serra di Falco. Spunta all'improvviso lì in mezzo al campo il numero 7 della formazione ospite a cercare di mantenere questo possesso, a cercare anche l'avanzato Rizzo. Sono i principali esponenti offensivi. Qua subito c'è una trattenuta anche abbastanza accesa tra Toledo e il numero 4 Owusu. Questo pallone buono per il Gemini, che può giocare, mangia, larga a destra. Ancora Mangiapane sotto nostra postazione, agisce Beca, cambia gioco il numero 7, Seiter si deve impegnare sulla fascia di sinistra, ancora Seiter mette il pallone al centro dove può arrivare Marrone, che colpisce effettivamente, ma non riesce a dare quella forza necessaria per fare male al numero 1 avversario Tatoli. Ci ha provato comunque già il Gemini a farsi vedere con intensità alle parti del portiere avversario. Adesso corre lì a destra il Serra di Falco, cercare sempre la corsa di avanzato. Lotta forte anche il numero 7 Danca, i 3 attaccanti scelti da mister Caramanno, insieme all'avanzato e Rizzo, come detto anche poc'anzi. Antona gioca largo a sinistra dove c'è Miceli. Poteva andare dalle parti di Mormino, oggi scelto al posto di Stassi che riposa per il turno infrasettimanale. Ovviamente ancora è solamente la gara di andata, però può anche risultare decisiva ai fini del passaggio del turno, e per questo motivo non è da sottovalutare, soprattutto perché il Gemini ha il fattore campo oggi ed è una cosa da ovviamente portare in saccoccia. 5 di gioco, pallone ancora buono per il Serra di Falco che prova a girarlo al centro del campo. Owusu riesce in qualche modo a andarsene, poi atterrato Marrone, non c'è niente per il direttore di gara, il signor Piccitto, come diciamo anche in apertura della sezione di Ragusa. Beca, Owusu, è ancora buono per Beca che non controlla a dovere. Messa per il Serra di Falco con Maggio che andrà alla battuta sotto la nostra postazione. Va adesso il numero 23 a cercare ancora una volta l'inserimento di Rizzo, poi la corsa qua di Marrone sul suggerimento di Owusu, anticipa tutti Miceli, mette giù il pallone quindi il Gemini che gira palla nella sua metà campo, pallone che arriva a Beca, largo a destra, ancora Beca, stava lo scambio con Muratore e con l'aiuto anche di Giapane, capitano del Gemini oggi, non solo questa giornata. Attenzione al Dio, può andare fermato senza fallo, era lì vicino il signor Piccitto, dice che è tutto ok, può andare quindi il Serra di Falco, ancora largo a destra, pallone buono per Rizzo che prova a metterlo al centro, c'era avanzato in agguato, mette fuori il pallone il Gemini e lo fa con giusta e attenta chiusura di Antona. Questo pallone viene lasciato numero 4 Caronia, Emanuele Mezzala, il mister Caramanno. Nel frattempo si attende ancora un po', va adesso con le mani Caronia, pallone che arriva al centro, passa tutta l'area di rigore, la prende nell'area piccola Demiere. Ce l'ha!
Vega viene fermato ancora una volta dal Sera di Falco, può ripartire quindi la formazione bianco-azzurra con questo contrasto che favorisce ancora una volta la corsa di numero 6. Tiro qua di Rizzo da fare per numero 10. Beca per Owusu ancora alle parti di Antonio. Siamo rimasti alle 3:30, poi Generale League. Poi Generale League per poter Pallone per Demiere, quindi la prende con i guantoni. Adesso va largo a sinistra. Gemini che ovviamente ancora deve iniziare anche a far arrivare palloni dalle parti di Tatoli. L'ha fatto nei primi minuti, poi si è un po' arenata la mente operante della formazione che in questo momento comunque sta conducendo una stagione di primo livello. Adesso Owusu va largo a sinistra dove c'è sempre Lio che guarda anche la porta, viene fermato il numero 83 e poi occhio alla ripartenza del Sera di Falco con Capitan Rizzo, aspetta forse un po' troppo il numero 10, sono già in 4 su di lui, viene colpito ma non c'è niente per il signor Piccitto. Poi qua ad essere colpito è proprio il direttore di gara. Può giocare il Gemini, poi però mette fuori il pallone Muratore perché è rimasto a terra l'altro numero 10 della partita, ovvero Rizzo, Giovanni Rizzo, attaccante, capitano del numero 10 del Sera di Falco. Sta cercando anche di capire un pochettino quello che sta succedendo anche alle parti del misfatto, potremmo chiamarlo, questo scontro dove vi è stata sicuramente il contrasto, sicuramente il contatto tra i difensori del Gemini, in particolare Owusu e Rizzo. Ones per Demiere, può andare quindi al 13° di gioco, è 0-0 ancora tra Gemini e Sera di Falco. Gira palla, la formazione in maglia black, occhio qua Muratore, largo a destra, arriva Veca, si sono scambiati momentaneamente posto i due, va dietro Muratore, non trova varchi, preferisce appoggiarsi ad Ancona. Miceli guadagna qualche metro, poi va con il rilancio a cercare Marrone, largo a sinistra, ancora il numero 11, prova la giocata, viene fermato momentaneamente da Mancuso in rimessa con le mani, la lascia a Miceli che andrà probabilmente con la lunga gittata a cercare una deviazione al centro dell'area di rigore. Miceli va corto dove c'è Seiter, pallone che arriva in area di rigore ma viene prontamente fermato dalla difesa bianco-azzurra. C'è un'altra occasione per Miceli però, sempre con le mani.
stavolta non si avvicina Seiter, sembra e va infatti in aria, deviazione di Owusu, Marrone prova ancora a rendere vivo questo pallone, è uscito non benissimo Tatoli e poi pallone che va lontanissimo ancora per il Gemini, che sta iniziando a mettere più palloni possibili al centro dell'area di rigore del Serra di Falco. Qua c'è un errore però in fase di battuta e quindi al 14° è qualcosa in più. È ancora a reti bianche la sfida del Nino Lobue. Seiter devia, pallone comunque giocabile per Avanzato che scivola anche al tentativo di girare il pallone, poi doppia deviazione, Miceli ad andare al rilancio, lotta ancora una volta il Gemini, tante le lotte al centro del campo e non solo, anche sulle fasce laterali stiamo vedendo molta carne al fuoco. C'è Beca poi che va a largo dove c'è Antona che non colpisce benissimo, poi alla fine riesce comunque a rimediare al suo errore, anche perché Avanzato era abbastanza distaccato e quindi è complicato fare male così. Marrone chiamato, imbeccato in velocità, riesce a fare buona prevenzione Tatoli, che andrà a battere questa rimessa con i piedi. Batte corto il portiere classe 2006, può giocare quindi il Serra di Falco, che sarebbe per Danca in mezzo a un sacco di maglie nere. Danca fermato bene da Miceli, anche se insiste comunque Toledo, largo a destra, ottiene un calcio in angolo, anzi no, il direttore di gare, il signor Piccitto, indica l'area piccola e allora sarà rimessa con i piedi per Demiere. 16° in corso, 0-0 tra Gemini e Serra di Falco ancora. Beca va a girare questo pallone, Beca stoppa tutto al centro del campo il Serra di Falco, poi Danca va dalle parti di Rizzo e controlla in aria, ancora Rizzo prova a girarsi, complicato farlo, ha cercato un suggerimento a rimorchio, ottiene il massimo possibile, una rimessa con le mani. Adesso attendiamo la battuta, anche qui sarà lunga, anche qui sarà in area di rigore, arriva questo pallone, esce bene Antona, poi lotta ancora lì al limite dell'area di rigore Danca, anticipato Ojeda e poi occhio perché può ripartire il Gemini con Muratore e un 2 contro 2, torna adesso il Serra di Falco, pallone che arriva al centro per Marrone, impreciso però il filtrante di Muratore che aveva condotto questa azione offensiva, non aveva perso tempo nei primi controlli, poi però mette male questo pallone al centro per Marrone. 18° in corso, 0-0 ancora tra Gemini e Serra di Falco. Ci ha provato qui il Gemini con Muratore, poi qua Owusu riprende palla, ancora Beca, sempre Beca fermato la chiusura di Ojeda, quindi pallone ancora buono per il Gemini. Owusu stoppa con classe e poi libera Beca, è tutto buono, può andare al cross Beca, pallone che rimane troppo sotto, la chiude Ojeda, pallone ancora per il Gemini che può rimanere lì, può rimanere in fase d'attacco dopo un piccolo spavento dovuto, neanche tanto in realtà, un'azione del Serra di Falco reiterata con Danca e con Rizzo. Ora ancora Owusu, va dove c'è Beca, deviazione, insiste Beca, va a lungolinea, viene fermato, ma è comunque calcio d'angolo per il Gemini che insiste adesso. Vediamo chi batterà, se Mangiapane o se Muratore, qui il 10, infatti sarà lui ad andare. Tante urla che provengono dall'area di rigore, più che altro da parte dei difensori del Serra di Falco che devono sistemarsi con le marcature più a uomo che a zona in questa battuta che arriva in aria. Tatoli fa un miracolo, evita quello che sarebbe stato credo più un gol con una direzione amica. Adesso può andare Avanzato, largo a sinistra, fermato però da Mormino
che ha fatto una grande chiusura difensiva, lui che di compito però fa l'attaccante. Grande chiusura di Mormino, sacrificio del numero 17 in questa occasione, visto che stava ripartendo con pericolosità. Avanzato, che ha iniziato la stagione nel Camarat, poi la scelta di scendere di categoria, andare al Serra di Falco, aiutare la formazione bianco-azzurra in questo inizio di stagione comunque complicato. Occhio a questo pallone che arriva dalle parti di Seiter, sempre molto propositivo il numero 16. Adesso Lio lascia la battuta proprio all'esterno mancino di mister Ancona. Mangiapane, Beca, prende palla e bene ancora una volta il numero 4 Caronia. La centrocampo sta gestendo un pochettino la trama offensiva e sta rappresentando uno degli ultimi baluardi in termini difensivi per il Serra di Falco. Ancora buono per il Gemini che gira con Owusu. Controllo del numero 4, poi vede la corsa di Marrone che in aria. Marrone! A centimetri dal vantaggio il Gemini con la corsa del numero 11, la visione di Owusu. Non c'è deviazione, sarà addirittura rimessa con le mani per il Serra di Falco. Ha provato a tagliare il più possibile Marrone, forse un po' troppo. Il pallone arriva addirittura nelle zone del fallo laterale, riprende però tutto Muratore. Ancora Veca, va con il destro al centro, fermato Veca, insiste Lio, colpito al momento del tiro, calcio di punizione. È arrivata alla conclusione ma completamente sballata a causa di un contrasto alle sue spalle. Atterrato Lio e quindi è calcio di punizione per il Gemini. Quando è terminato il 21esimo, siamo quasi al 45esimo. Un modo di dire, perché siamo solamente alla metà del primo tempo. Gemini 0, Serra di Falco 0, ma c'ha la grande occasione adesso la calcio di punizione il Gemini, che ha tanti tiratori ai quali può fare affidamento e sui quali sicuramente si può addormentare, perché la sicurezza della possibilità di fare male che hanno certi importanti talenti che vestono la maglia nero e oro in questo pomeriggio di San Giovanni Gemini. Sono 4 se non 5 addirittura a riveste il quinto in barriera per Tatoli. Va in porta! Il gol del capitano, deviazione che aiuta Mangiapane a trovare l'1-0 Gemini. Fregato da una deviazione Tatoli, è arrivato l'1-0 del Gemini grazie alla punizione di Capitan Mangiapane. Azione credo del quinto uomo in barriera, quello che si è messo proprio all'ultimo a far capire che la scelta di mettere 5 in barriera era giusta, ma al tempo stesso si è rivelata paradossalmente un'arma a doppio taglio per Tatoli e per tutta la difesa del Serra di Falco, che subisce il primo gol di questo pomeriggio di San Giovanni Gemini. Qua le giocate di Marrone che insiste, entra in aria, viene fermato però Marrone, che ha provato a fare quasi tutto da solo, solamente alla fine si stava quasi affidando a Mormino, dico quasi perché non credo che avremo mai la controprova. Caronia dalle parti di Maggio, Ojeda prova a riprendersi il Serra di Falco dopo questo gol che sembrava ormai essere più maturo che acerbo per il Gemini.
abbiamo visto poco fa con il verticale perfetto di Owusu a cercare Marrone, ma non solo, tante le giocate che i ragazzi di Maglia Black avevano portato, avevano condotto fieramente dalle parti della metacampo bianco-azzurra, e adesso hanno trovato anche con merito, potremmo dire, il gol del vantaggio, grazie sempre al numero 2 Mangiapane, che oggi il ruolo fa il centrale, ma quando si tratta di andare a fare male è sempre una sicurezza, è sempre una certezza con questi calci piazzati. Adesso si propone addirittura come braccetto di destra e soprattutto come esterno, visto che il muratore è qui a giocare. Beka sta camminando vicino alla linea di centrocampo, Mangiapane addirittura si trova assieme ai due attaccanti, assieme al muratore e a Mormino, galvanizzato dal gol, così come tutto il Nino Lobue, così come il Gemini in questo momento è avanti. Beka controlla il numero 7, Beka aspetta poi il muratore, pallone buono, 1, 2, 3 volte, poi c'è un fallo ai danni il numero 7 Danca. Calcio di punizione, può andare quindi il Gemini, guadagna qualche metro Maggio, parte quindi corto il numero 23 per Mati Ojeda, toccato con fallo, numero 2 Nuccio. Calcio di punizione per il Serra di Falco all'altra parte del campo. Gara sbloccata quindi dal Gemini. C'è voluto il calcio di punizione di Mangiapane, deviato sicuramente da un elemento della barriera che aveva messo Tatoli, però comunque è su il gol perché il tiro era indirizzato verso lo specchio della porta. Qua Rizzo prova a pareggiare i conti, aiutandosi anche con i suoi compagni di squadra, ad esempio Firingeri con la numero 6 ha provato a controllare questo pallone, poi una serie di batti e ribatti, arriva la rimessa per il Gemini, già battuta, 26 passati, ne mancano sempre meno alla fine del primo tempo, con il punteggio che si è sbloccato grazie alla rete sempre di Mangiapane. Poi c'è invece ai danni di un giocatore del Gemini. Può andare Owusu alla battuta con la numero 4 sulle spalle, muratore batte corto, c'è ancora Seiter, quindi Owusu, Mangiapane può arrivare a controllo e lo fa. Il numero 2, ancora Mangiapane a mettere il cross al centro, Tatoli aveva urlato Mia, ma viene anticipato da un suo compagno, ancora Beka e Mangiapane a scambiare, in posizione regolare il 2, arriva al centro il pallone, si era coordinato in rovesciata qui Marrone. Questo pallone è ancora buono per il numero 13 Miceli. Owusu, controllo così del numero 4, comunque riesce a liberare Antona che sbaglia incredibilmente. 2 contro 1 possibile per il Serra di Falco. Antona entra sul pallone, rimedia a quello che sarebbe stato un errore colossale, fa una grande chiusura. Luca Antona tradito da questo passaggio, ripreso solamente per qualche secondo da avanzato, bravo a rimediare ma ha rischiato tantissimo Antona. Owusu, Mangiapane, controllo ottimo del numero 2, Mangiapane per Beka, scambio, poi Beka mette sinistra al centro, Tatoli la fa sua. Applausi comunque il Nino Lobue per l'invenzione di Beka che crede a mettere questo sinistro al centro, torna adesso poi il braccetto in attesa di Mangiapane. Simone Beka, qua c'è una contesa del pallone tra Maggio e Muratore, pallone ripreso adesso da Maggio, andare quindi il Serra di Falco, ancora Muratore. Per Rizzo, gli sta cadendo pure la fascia da capitano. Ultimo tocco di Antona sul tentativo di Rizzo di fare male.
Adesso ancora una volta Maggio può andare di testa. Maggio scambia con Caronia, ancora lui, Ojeda, gira palla il Sera di Falco con Firingeri, non è che arriva adesso a disposizione alla mercé di Nuccio, che ci aveva creduto, aveva fatto un'ottima sovrapposizione. Adesso è calcio d'angolo per il Serra di Falco, che prova a far salire le torri, prova a cercare di scalfire la porta di Demiere. 29:29 sul cronometro di gara, siamo vicini alla mezz'ora. 1-0 tra Gemini e Serra di Falco. E ora attendiamo. C'è un angolo che sta per essere battuto. Che arriva al centro, tagliatissimo, esce la difesa del Gemini, ma solo per un attimo. Danca la rimette a disposizione. C'è sempre Caronia a battere, prova a accontentarsi, non esce il pallone, poi viene colpito da Veca. L'ultimo tocco è del numero 7. Se non è fallo è rimessa con le mani per il Serra di Falco. Ancora quindi a battere questa rimessa sarà Caronia. Va con la lunga gittata in aria, non c'è deviazione, a vuoto anche al centro dell'area di rigore un giocatore biancazzurro, ma prima ancora c'è un fallo, calcio di punizione per il Gemini, che ha rischiato. Può battere Demiere. Va adesso il numero 1 servendo Antona. Torna a destra Mangiapane a svolgere il ruolo originale, quello di braccetto, lui che lo sta interpretando un po' come ormai il calcio moderno insegna, con sovrapposizioni, con la possibilità di lasciare lo spazio alle mezzale, ai centrocampisti che provano a farsi vedere. Ne palla Mormino, fermato ancora una volta Mormino. C'è una chiusura di Maggio, adesso pallone che gira dalle parti di Antona, che può scavalcare una linea del Serra di Falco, non la seconda. Riprende palla quindi Rizzo, occhio al possibile contropiede del biancazzurro. Rizzo va a destra dove c'è Nuccio, mette questo pallone al centro ed è arrivato il pareggio del Serra di Falco. 1-1, dedica alla tribuna ospite, e c'è l'1-1 di Nuccio. Avevamo detto poco fa che Nuccio sta provando spesso la sovrapposizione lì a destra, infatti proprio da un tentativo del genere è arrivato il gol del pareggio per il Serra di Falco. È stato casuale, lì a destra stava già imperversando spesso e volentieri la formazione biancazzurra, e poi un contropiede che brucia il doppio per il Gemini, perché il canovaccio della gara suggerirebbe che sia proprio la squadra di casa ad andare a ricorrere alle ripartenze per fare male, invece sta facendo la partita e poi a contropiede prende il gol del pareggio. Rete del Serra di Falco, ha segnato Nuccio, imbeccato da Rizzo, tutto corretto per quanto riguarda l'avanzata biancazzurra nel corso di questa occasione. C'è del rammarico invece per il Gemini, che adesso proverà a rifarsi subito. Gemini che ha vinto la gara di andata del primo turno contro il Casteltermini per 1-3 in trasferta, e in casa poi si è accontentato del 2-2. Poi Muratore mette questo cross sballato, Tatoli la fa sua senza particolari ansie. a Gemini e Serra di Falco, quindi due reti in questo primo spaccato di gara, in questa prima mezz'ora. Ne parla poi Owusu, scambio con Miceli che non si intende con Seiter. Momento di difficoltà per il Gemini dopo il gol subito
Sera di Falco che non vuole far valere la classifica, la situazione precaria in campionato. Mister Cammarata ovviamente ha la volontà, Mister Caramanda, anzi perdona, la volontà, ha la voglia di farsi beffe del Gemini. Altro pallone che arriva di nuovo al centro. Stavolta ci ha provato Danca, giallo per Rizzo per proteste perché avrebbe voluto il calcio d'angolo. Altra deviazione, De Miere va a calmare Rizzo che è imbufalito per via della scelta del signor Piccitto, che procede subito ad ammonire il numero 10 bianco-azzurro, che ha fatto assist ma al tempo stesso viene tradito anche alla foga e viene ammonito. 35esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. 1-1 tra Gemini e Sera di Falco. Al gol di Mangiapane da calcio di punizione ha risposto Nuccio con un'ottima sovrapposizione e poi un tiro rasoiato sul quale De Miere non poteva far nulla. E 35, quindi sul cronometro di gara può andare il Gemini con Miceli. Chiama il pallone marrone, non viene anticipato, ancora Miceli, quindi appoggia ad Ovusu che è il compagno più vicino. Ovusu voleva Mangiapane, alla fine il pallone è buono per Beca, si è proposto il Muratore che vede ed entra dentro lo spazio, poi viene anticipato questo cross dall'ottima chiusura preventiva di Ojeda. Gli applausi del Nino Lobue per cercare di dare coraggio, di dare forza al Gemini che adesso a questo calcio d'angolo andrà Muratore alla battuta. Non è che adesso arriva al centro, la prende sempre Mangiapane, vorrebbe anche un tocco con il braccio che non c'è per il signor Piccitto. Può andare quindi Mormino, ancora lui, Mormino, pallone che passa incredibilmente, arriva al centro, può approfittarne Antona che è rimasto davanti a fungere da torre, prende però Tatoli senza particolari problemi. Allontano il numero 1, è buono per Ovusu, c'è un tocco con il braccio da parte di Avanzato, si lamenta la panchina del Sera di Falco, applaude la scelta del signor Piccitto, invece quella del Gemini. Per Muratore. Mangiapane. Muratore, ancora Ovusu, colpito, calcio di punizione, fallo sul numero 4 del Gemini, 37esimi in corso. Poi qua Caronia si prende il pallone, se lo porta via lui. Il Muratore va subito a richiamare la scelta del regista del Sera di Falco. Calcio di punizione per il Gemini, quindi con Muratore. Assieme a lui c'è Mangiapane, che già la punizione ha fatto male poco fa. Deve battere quindi il Gemini, andrà Capitan Mangiapane, guarda anche il compagno più vicino a lui che è Antona, ma mi sembra intenzionato a mettere questo pallone al centro, si posiziona più defilata possibile la formazione del Gemini, arriva questo pallone al centro, la prende Muratore che in qualche modo fa 2-1, sorpassa tutta la difesa con una traiettoria pennellata, vantaggio Gemini. L'esultanza della panchina di Mister Ancona, è arrivato un'altra volta il vantaggio dei ragazzi in maglia black, stavolta ci ha pensato Muratore. Assist di Mangiapane che è il mattatore di questa gara, 38 sul cronometro, vantaggio per il Gemini nuovamente dopo che era andata originariamente avanti con il numero 2 Mangiapane. Qua invece l'esultanza combinata di Muratore e di Miceli, e 2-1 l'abbiamo ripresa, anche se potevano avvisare prima, magari così facciamo un bello zoom su questa bellissima esultanza, su questo bellissimo momento per Miceli e soprattutto per Muratore, che
l'uomo che porta avanti il Gemini quando siamo al 39esimo di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo. Ancora Gemini dopo un rilancio sconsiderato del Serra di Falco, che nel momento migliore della sua gara prende il gol del 2-1. Una scelta non condivisa neanche da parte della panchina e del tifo biancazzurro. C'è qualche sostenitore del Serra di Falco che è venuto. Per ora tutto regolare anche sugli spalti, una gara godibile sicuramente qui al Nino Lobue, sia come spettacolo, sia come azioni, sia come clima anche di questo mercoledì infrasettimanale, di questo mercoledì di Coppa per la promozione con il Gemini, che dopo aver battuto ed eliminato il Casteltermini ora va a giocare questa gara contro il Serra di Falco, una gara comunque complicata anche dal punto di vista logistico per il Serra di Falco, che gioca nel girone D addirittura la promozione, il girone più orientale possibile, e oggi gioca contro una squadra del girone A che è quello più occidentale. Eppure a livello logistico sono due squadre che non si distaccano più di tanto in termini di distanza, e quindi questo fa ancora più riflettere sulla varietà, su quanto è variegata, quanto è competitiva la promozione siciliana. Owusu gira tutto, va alle parti di Veka, ancora Veka, insiste Veka, lo scambio che non riesce, può ripartire in contropiede il Serra di Falco. Arriva perfettamente Antona a fermare avanzato, un duello che si sta riproponendo spesso nel corso di questo pomeriggio, e poi Owusu torna dietro dove c'è Antona. Muratore, Di Marrone perfetto per Mangiapane che entra in aria, Mangiapane mette questo cross al centro impreciso. Poi occhio perché Mangiapane rimane a terra, ma davvero era peggio addirittura il difendente che ha provato a fermare il numero 2, si è fatto male nel tentativo di andare a contrasto. Gemini 2, Serra di Falco 1 quando siamo arrivati alla fine del 41esimo di gioco. E battere questa messa dal fondo Tatoli, ancora nell'area di rigore, però Mormino. Poi forse c'è un problema col pallone, sta per entrare in campo, sta per entrare nella terra battuta del Nino Lobue di San Giovanni Gemini, ancora una volta gremito, ancora una volta per vedere i colori di solito biancorossi, oggi black, sfoggiare, trionfare. Quale errore di Micheli, stava per costare caro, ma alla fine gira il pallone Owusu ancora una volta, poi Muratore, ottima chiusura qui, maniera molto preventiva del numero 3 Ojeda. Poi Mangiapane mette questo alto traversone al centro, impreciso, rimessa dal fondo per Tatoli, che stavolta può prendere quel pallone che poco fa il signor Piccitto gli ha consegnato e poi ha detto di mettere fuori. Ojeda, controllo complicato, va lontano quindi per non rischiare l'argentino. Ancora pallone rimessa al centro e occhio perché è in posizione regolare Marrone, prova a mantenere il pallone in campo e ce la fa, lotta duro con Ojeda, ancora Marrone, prova a ottenere il massimo, ottiene forse la seconda cosa più utile, ovvero una rimessa laterale, perché lì questione di centimetri, questione di rimpalli, puoi anche prendere un calcio in angolo a favore. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Gemini 2, Serra di Falco 1. Mangiapane, Antona, ancora Antona, aspetta, rischia, poi sceglie Muratore. Antona, tutto buono, Muratore entra in aria, colpisce Ojeda, calcio d'angolo per il Gemini. Era in posizione regolare Muratore, servito da Antona, che ora si sta proponendo più spesso, è tornato a fare il braccetto, credo con ogni probabilità, sicuramente per questa azione stava facendo quel ruolo, stava ricoprendo quella zona di campo. E ora
Tocca ancora una volta a Mangiapane. Una che arriva tagliata dal centro. Tatoli miracolo. Sul colpo di testa di Antona. Anche tutto buono però. Mangiapane mette un altro pallone al centro. Poi occhio alla spinta netta ai danni di Antona. Fallo in area di rigore. Giallo qui per il numero 8 Toledo, che ha perso la testa. In area di rigore spinge Antona, palla lontana. Arriva anche Denieri a cercare di calmare gli animi qua. Situazione strana e incomprensibile, con Toledo che ha perso la testa e ha spintonato in maniera plateale Antona. Calcio di rigore quindi per il Gemini. Il pallone era stato allontanato. Ingenuità di Toledo. Ora al 45esimo, quando ancora il signor Piccitto è attorniato da maglie bianco-azzurre per via di questa decisione, però ci sembra abbastanza poco discutibile. Arriva il 45esimo e arriva il momento di Mangiapane per fare doppietta su calci piazzati. L'ha fatto di punizione, vediamo se farà anche gol sul calcio di rigore. Siamo entrati nel tempo di recupero. Rischia Piccitto, deve andare Mangiapane che guarda la porta, rincorsa e va a fare 3-1. Ancora Mangiapane, a calcio di rigore, avanti di 2 il Gemini. Grande Luca! Dopo, Luca, dopo! Aggiornato il parziale a San Giovanni Gemini. Gemini passa avanti di 2 all'ultimo del primo tempo. Vediamo quanti minuti di recupero ha dato il signor Piccitto, non ce ne siamo resi conto, quindi lo scopriremo probabilmente solamente vivendo questi ultimi secondi di prima frazione. Giallo per Toledo che ha commesso fallo in area di rigore a palla lontana, consegnando quindi di fatto la possibilità a Mangiapane di fare doppietta. Ora occhio a questo pallone che Mormino prende. Mormino al centro, arriva Marrone che prova a girarsi. Marrone ancora in aria, aspetta l'arrivo di Seiter. Mormino insiste lui, ancora giocate che però non trovano una soluzione. Nuccio fa una grande chiusura e adesso occhio perché Mormino è ancora in aria. Mormino fermato, pallone ancora buono. Mormino non va a rimorchio, doveva passare qui. Mormino invece ha voluto di nuovo tentare la conclusione. Finisce adesso il primo tempo 3-1 tra Gemini e Stradifalco. Doppietta di Mangiapane, rete in mezzo di Muratore su assist del capitano. In questo momento per il Stradifalco aveva illuso il gol del pareggio di Nuccio. A tra poco. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque
sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere, e ho fatto quello che per me è stato un lavoro di situazione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A a Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga,
insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone, Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Pronti per ricominciare qui dal campo Nino Lobue di San Giovanni Gemini. È 3-1 il parziale al termine del primo tempo, sta per iniziare il secondo. Le reti di Mangiapane, doppietta addirittura per il numero 2 del Gemini da punizione e da rigore, e poi la rete su assist sempre di Mangiapane di Muratore. Questi marcatori per quanto riguarda la formazione di mister Ancona. Aveva pareggiato con un grande tiro, una grande rasoiata Nuccio per il Serra di Falco, ma non basta, almeno per il momento non sta bastando alla formazione ospite prendere tutto. Ovviamente siamo solamente nel corso dell'intervallo, adesso inizia la ripresa, però sembra indirizzata la sfida, almeno e questo è quello che vorrebbero i giocatori, i tifosi, lo staff del Gemini, che ancora deve gustarsi questo secondo tempo in cui tutto è possibile, in cui niente è scontato. Pallone buono ancora per Rizzo, ammonito per protesta nel corso del primo tempo. L'altro ammonito invece è Toledo, che ha commesso un'ingenuità, ha fatto fallo in area di rigore a palla lontana da Antona, con il quale già si stava, diciamo, scontrando in maniera anche abbastanza accesa da un po' di minuti. È arrivata poi questa ingenuità al centro del rigore, calcio di rigore, fa gol Mangiapane proprio nel recupero. Adesso tocca a Caroni mettere questo pallone che arriva al centro, il controllo a vuoto però del Serra di Falco, poi scivola addirittura Peccitta, direttore di gara, che ha avuto comunque tanto da fare nel corso del primo tempo. Il rigore ha stabilito giustamente per il nostro mobile della partita al Gemini, qualche fallo, qualche scaramuccia, è sempre stato molto freddo e deciso nelle sue scelte, quindi per questo deve dare sicuramente un voto sopra la sufficienza. Serra di Falco che ci ha creduto, che ha portato il pareggio, ma il Gemini sta facendo uscire quello che sembrerebbe essere l'arma in più della formazione di mister Ancona, ovvero la duttilità e la importante possibilità da parte dei suoi interpreti, dei suoi tesserati, di poter cambiare volto alla gara, di poter cambiare volto alla propria di gara, ricoprendo più ruoli, ricoprendo più spazi al tempo stesso, non lasciando mai punti fissi agli avversari. Quando commette fallo Muratore non dovrebbero esserci stati cambi nel Gemini, neanche nel Serra di Falco, quindi riparte con Danieri in porta, Antona, Mangiapane e Miceli in difesa, centrocampo attivo con Seiter, Muratore, Ogusi, Lio e Veca, e attacco per Mormini e Marrone. Quanto riguarda il Serra di Falco invece in porta Tatoli, poi Nuccio, Maggio, Ceda e Mancuso in difesa, Carolina, Firingeli e Toledo a centrocampo, con Danca avanzato e Rizzo. Sono loro gli attaccanti di mister Caramanno. Adesso aspettiamo ovviamente che venga battuta questa occasione, questa calcio di punizione, questa punizione per il Serra di Falco. Si è perso un po' di tempo, ora può andare con il rilancio il numero 6 Firingeli, pallone che arriva al centro, Rizzo fa spalla a spalla con Antona ancora, che arriva adesso a Marrone in mezzo a due. Marrone controlla e prova a andare, prova a immettersi sotto la nostra postazione in un corridoio che vede il pallone non uscire. Mormino lo aiuta, può andare lui, va da Marrone, insiste il Gemini, Marrone al centro, deviazione senza l'ausilio delle braccia da parte di un giocatore del Serra di Falco. Allora può andare ancora il Gemini. Lio, ottimo controllo del numero 83, che poi apre per Mangiapane. Ancora Mangiapane, oggi l'uomo in più sicuramente, con doppietta e assist per Muratore, oltre che una gara di sacrificio, una gara di importante prestanza. Qua Antona rischia, non è la prima volta che Luca Antona rischia, e poi Demiere va lontano. Demiere ancora a cercare qualcuno dei suoi principali interpreti offensivi, avanzato, prova la giocata, non gli riesce, ancora su Veca, fallo ai danni di Veca. Ora gioca largo a destra, si scambia sempre con il Muratore. Seiter invece a sinistra, ovvero Seiter torna dietro dove c'è Miceli.
Antona. Mangia pane largo. Il pallone di Antona è sempre dietro per Seiter. Gioca la nostra postazione, ci viene quasi impossibile purtroppo riprendere il gioco che si sviluppa qua sotto, proprio nel bellissimo terrazzo dedicato alla sala stampa del campo Nino Lobu. È un gioiellino nel bel mezzo di San Giovanni Gemini. Pallone qua a cercare Owusu, controllo di Owusu fermato in maniera preventiva da Ojeda, ma comunque la palla è per il Gemini. Può andare Veka con le mani, corto per Muratore, il tacco a liberare ancora una volta Veka che mette questo cross al centro, ha avuto Totoli e gli è arrivato il 4-1. Marrone segna il poker per i Black. Errore qua però il portiere del Serra di Falco che non è stato convinto, e Marrone fa 4-1. Segna anche Marrone, non me il gol mi è sembrato suo, poi un batti e ribatti in area di rigore, chiede il bizzarro, ha visto alla fine il pallone è capito volare in gol, ma l'ultimo tocco anche da come hanno esultato, da come abbiamo visto noi, sembrerebbe essere stato di Marrone. Cambi nel Serra di Falco, esce il numero, mi pare il numero 3, Ojeda, lì dietro. Sempre il numero 17 Gianriccardo Punturello. Cambia molto nel Gemini, esce un difensore, entra un difensore, evidentemente magari anche volontà di non sovraccaricare Ojeda in vista degli impegni di campionato e in vista anche di un punteggio che va sempre più intensificandosi. Muratore, ancora Marrone a cercare il pallone, Lio aiuta, riprende palla quindi il 10. Atterrato Lio, non c'è niente, qua nel frattempo si accendono anche i fumogeni rossi, bianco-rossi per il Gemini che oggi in maglia black comunque sta facendo la sua partita e soprattutto sta gestendo con calma ed eleganza tutti gli apparati del suo 11 che stanno sicuramente offrendo il meglio di sé, nonostante anche qualche cambio dovuto a un turnover semi-forzato a causa degli impegni ravvicinati, così come sono ormai questi impegni infrasettimanali di Coppa. C'è stato anche l'impegno di mercoledì contro il Terrasini Mundi. Il campionato si gioca praticamente ogni 3 giorni, in ritmo da Champions League per quanto riguarda il Gemini e anche il Serra di Falco, ovviamente, perché sono tutte le squadre di promozione che hanno meritatamente ottenuto il passaggio in Coppa, il passaggio del turno in Coppa, che hanno questa situazione. Avanza per farsi vedere il numero 9, Veka lotta forte con lui, alla fine ottiene la rimessa dal fondo Veka, è buono per Daniere, quindi che con i piedi potrà rimettere tutto in gioco. 53esimo, Gemini avanti di 3 adesso, c'è un altro cambio, stavolta però per mister Ancona. Vediamo chi esce dal campo, cambia anche per il Serra di Falco. Che è uscito avanzato. È entrato numero 11 Salvo. Cambia in attacco quindi per quanto riguarda il Serra di Falco, invece mi sa che non si è più fatto il cambio per il Gemini. Allontana adesso la squadra di Mega Black con Owusu. Atterrato Veka, fallo, calcio di punizione. Toledo, attenzione perché è già ammonito. Qua mi sa che Piccitto grazia Toledo perché ha già ammonito il numero 8, vedi quel fallo ingenuo in area di rigore che ha portato al 3-1 del Gemini.
Altro cambio quindi per il Serra di Falco, il 54esimo è uscito Avanzato, che era anche quello di Cante, quindi forse un colpo subito per lui, e al suo posto è entrato il numero 11 Filippo Salvo, l'altro attaccante distinta per quanto riguarda mister Caramanno, che diciamo che tutti gli altri erano disponibili. Qua altro fallo su Lio, ma si può giocare, non c'è intervento falloso, quindi danni del numero 83, c'è tanta confusione. Adesso il pubblico di Gemini inizia anche a insistere, anche a urlare di quel tanto che basta. Qua Toledo un'altra volta rischia forte, va col piede alto, Peca gli dice di calmarsi, lo invita a riflettere, anche perché comunque è già ammonito, quindi è un rischio continuo quello che si vede il numero 8. Poi è atterrato ancora una volta il pallone da Mancuso, cambia gioco il Gemini e atterra nel frattempo Toledo, ma gioca lo stesso, formazione di maglia black. Seiter insiste, non è che arriva in aria, vorrebbe un tocco con il braccio che non c'è, e allora Lio cambia gioco, ancora lì a destra può andare il Gemini. C'è un fallo commesso lì in quella zona di campo, nel frattempo è ancora a terra Toledo. Occhio perché il portiere sembra l'aver previsto. Il problema mi sa al naso Toledo, infatti sanguina anche. Un colpo al volto e sta sanguinando anche dal naso in maniera copiosa Toledo. Adesso prova a calmare il suo numero 8, il Serra di Falco. Siamo preoccupati anche noi, però sembrerebbe tutto essere rientrato, semplicemente Toledo si è fatto molto male e sta continuando anche a sanguinare. Cambio, quindi cambio, esce Toledo. Prendi una serie, prendi una serie. Sì, tranquillo. Aspetta, tranquillo. Esce Toledo, non ce la fa il numero 8, ha subito un importante colpo al volto. Sta sanguinando attualmente dal naso, ora i medici lo stanno aiutando ad uscire, c'è quindi un cambio forzato, un altro per il Serra di Falco. Aspettiamo che venga ratificato questo cambio. Sta giocando nel frattempo il Gemini, c'è un calcio di punizione in favore dei Black dall'altra parte del campo. Tornano a essere in 11 i ragazzi del Serra di Falco, speriamo nulla di grave per Toledo. Più forte lo spavento forse che il botto, visto anche un'importante e copiosa fuoriuscita di sangue per il numero 8. Al suo posto entra Antonio Di Benedetto, arrivati al 59esimo. È il terzo cambio con 3 slot diversi in pochissimo tempo per il Serra di Falco, sperando che Toledo possa riprendersi al più presto. Adesso il Gemini a questo calcio di punizione andrà a battere Mangiapane, prima che arriva al centro, rimane lì la sfera, non riesce a girare Obusu. Allora ancora una volta pallone che arriva alle disponibilità di Mangiapane, con le mani andrà il numero 2. Ancora Mangiapane, perde palla, prova a ripartire quindi il Serra di Falco. E giocate lì largo a destra,
di Danca che prova a farsi vedere, lo scambio con Rizzo ancora, pallone diretto non verso Danca bensì verso Salvo che ha provato a farsi vivo dalle parti della campo avversaria. Roy in fase di disimpegno del Gemini, Vega prova a mantenere il pallone in campo, ce la fa e già con Obusu, anche Obusu deve tornare però dietro, lo fa alle parti di Demiere rischiando qualcosa, ma alla fine il pallone è buono, può giocare il numero 1, lo fa largo dalle parti di Antona. 60esimo in corso dei 90 previsti per questa gara valida per il turno di andata dei 16esimi di finale della Coppa Italia di promozione. Ovviamente siamo ancora nella fase regionale. Adesso Obusu, Becca prova ad andarsene Lio, fa Lio, colpito 2 volte, sbilanciato da Danca, calcio di punizione quindi già battuto dal Gemini. Poi Miceli rischia sul pressing asfissiante di Rizzo, Miceli alla fine riesce ad aprire, va dalle parti di Antona, anche lui rischia qualcosa ma comunque trova Veca largo a sinistra. Obusu il tacco a liberare ancora Veca, scambiano i due, Obusu cambia gioco, grande giocata ancora da parte di Obusu, uno degli idoli del pubblico biancorosso. Occhio adesso a questo pallone sempre buono per Muratore che ha provato ad andare fermato. Cambi nel Gemini, fuori il numero 4 Obusu, uno dei migliori e viene infatti applaudito. Al suo posto è entrato il numero 14 Forconi. Santunesimo, primi 2 cambi per mister Ancona, fuori Obusu e fuori Forconi, dentro Forconi perdone, fuori anche il numero 11 Marrone, dentro il numero 25 Miceli. Andrà con le mani il Gemini, l'ha fatta adesso con Seiter. Murato un'altra volta Mangiapane, calcio d'angolo quindi, anzi poi deve essere nuovo palla con le mani da rimettere in campo, sì è così, e allora può andare nuovamente Mangiapane. Va adesso Mangiapane, prende palla Antona, riesce ancora una volta Salvo a fare impazzire la difesa del Gemini, poi rilancia a cercare la corsa di Danca che trattiene, non è irregolare, Mangiapane, calcio di punizione, fallo ai danni del capitano del Gemini che oggi è il vero e proprio mattatore di questa sfida con 2 gol e un assist, ha reperto. Veca, Muratore rischia con questo pallone un po' a metà, Miceli perde palla, Miceli può andare quindi Rizzo, ancora il 10, entra in aria, Muratore gli taglia la strada, fa un grande lavoro difensivo, rimessa per Demier. Veca, il pallone Lio anticipato un'altra volta, allora può giocare Caronia, poi il passaggio qui non è tutto bene da parte di Benedetto, è entrato al posto di Toledo qualche minuto fa. Rilancio adesso in avanti da parte del Gemini, a farsi vedere Mormino, l'unico dei 2 attaccanti rimasto in campo perché Marrone è uscito per favorire l'ingresso di Muni. Prende palla il Sera di Falco, Muni va per lottare con il Benedetto, fa bene e allora può andare a sua volta il Gemini ancora con Mormino, insiste lui, Mormino in aria, Tatoli ci ha messo il guantone, grande parata, calcio d'angolo per il Gemini che rimane avanti, però si infrange su un ottimo Tatoli.
calcio d'angolo, batterà Mangiapane con molta calma ovviamente, perché diciamo che anche il punteggio non richiede particolare fretta da parte del Gemini. Mangiapane va in porta, fermato, pallone che viene rimesso in aria, prova a stopparlo Muni, lotta duro un'altra volta il neo entrato Forconi, la Mangiapane, non può andare Antona, può andare Muni che la mantiene in campo e libera quindi la presa del suo compagno. Ancora Mangiapane, aspetta il 2, sa che ci sono soluzioni migliori lì a sinistra e Antona. Ancora Mangiapane, 2 dei 3 centrali, pensate, Mangiapane ha provato a ridare il pallone ad Antona ma è impreciso. Il palla rischioso del Sera di Falco, può andare ancora il club bianco-azzurro sotto la nostra postazione, fermato Rizzo, e allora ancora una volta pallone che potrebbe arrivare ad essere buono per il Gemini. Tanta lotta adesso in campo, Veca mette il pallone, poi sorride, Veca amatissimo dal suo pubblico, non è Veca. Dato questa rimessa il Sera di Falco, ma solo per un attimo, ne riprende subito Muratore e cambia gioco, va da Mangiapane, fa una grande giocata il numero 10 perché adesso apre il campo al suo capitano. Ancora Mangiapane, non si intende poi con Forconi, anche perché il passaggio di ritorno non era del livello che oggi ha imposto Mangiapane al match. Tempo vedo che si scaldano tanti ragazzi nel Gemini, anche il portiere di riserva, anche numero 77 Salimbeni, appunto pensa di fare qualche cambio che ci può stare, contando che siamo su 4-1, contando che siamo arrivati anche al 67esimo, però solamente 2 le sostituzioni che mister Ancona ha fatto, 3 in 3 slot diversi invece per il Sera di Falco, che quindi in teoria avrebbe chiuso i cambi, però magari quello di Toledo può essere anche inteso come fallo per trauma cranico, quindi poter magari avere una sostituzione in più. Qua prova un'altra volta Nuccio a deviare verso la porta di Demiere, sinistro impreciso, deviato a sua volta da qualche attaccante bianco-azzurro, il pallone viene però ripreso solamente quando esce fuori da Demiere, che poi gira. Ancora Lio. Veca potrebbe anche arrivare su questo pallone, non ce la fa però Veca. Calcio viene a prendere il Veca, quindi rimessa con le mani per il Sera di Falco, che però già perde palla con Lio che prova a girarla, fa bene Lio, ma poi viene ripreso il pallone da Rizzo che potrebbe anche andare lontano, lo fa per Danca, un'altra volta fermato, e poi bravissimo qui Antona che ottiene la rimessa laterale. 69, gara che ovviamente si è un po' bloccata e succede quello che avevo appena previsto, l'uscita di Demiere che lascia spazio al suo portiere di riserva Salimbeni. Applausi per Demiere, che oggi in realtà non ha dovuto ricorrere al suo estremo talento per parare la conclusione avversaria, è arrivata praticamente solamente quella di Nuccio, che però era così defilata e rasoiata che era davvero necessario più di un miracolo per fermarla. Entra al suo posto il giovane Salimbeni, numero 77 del Gemini, secondo portiere, che ovviamente ha scelta il fatto di avere davanti nelle gerarchie Demiere, che anzi prova a fargli da chioccia per quanto gli è possibile. Ovviamente può guadagnarci il giovane portiere del Gemini. Poi Lio Muni riesce a liberare Veca,
Può andare il 7 allora. Veca, pallone che arriva al centro, deviato, calcio d'angolo. Rimane lì comunque il Gemini quando siamo al 70° di gioco. Sempre Mangiapane a battere, si attende quindi che il numero 2 arrivi nelle zone della lunetta per poter andare con la battuta del calcio d'angolo. E adesso attendiamo ovviamente Mangiapane che è arrivato ora. Aspettiamo la sua battuta che va sul primo palo tagliato, pallone che arriva e c'è la deviazione vincente di Seider. 5-1. Gemini, segna anche Lautaro Seider questa sua giornata, il suo pomeriggio da esterno di centrocampo. Arriva anche questa bella gioia personale per lui, uno dei giocatori forse che si spende di più per mister Ancona, uno degli irrinunciabili. Esce adesso il numero 13 Miceli e al suo posto entra è il numero Mottillaro, il numero pare nostro, non ho visto bene, impegnato a scrivere appunto che stesse uscendo proprio Miceli. (5-1) quindi per il Gemini. Cambia adesso anche nel Serra di Falco, esce il numero 10 Rizzo. Per i bianco-azzurri quindi esce Rizzo ed entra il numero 13 Stefano Giuliano. Quindi, doppio cambio per il Gemini, il secondo slot utilizzabile. Il quarto slot invece c'è l'entrata di Giuliano al posto di Rizzo. Quanto riguarda il Serra di Falco, fa giocare anche seconde linee, ovviamente in attesa di quello che è il fischio finale di un match abbastanza indirizzato. Quadanca l'ha colpito, fallo giusto, segnato qui al signor Picciutto. Calcio di punizione al 73esimo. Danca aveva anticipato il suo avversario, qua forse poteva anche essere un pochettino meno irruento Seiter. 73esimo. 5-1 per il Gemini, che era, come dicevo prima, abbastanza indirizzato, però mai dire mai. A battere sarà Caronia, sistema la barriera Saglimbeni. Attendiamo, che arriva dalle parti proprio di Saglimbeni, che in due tempi sicuro la prende. Sempre buono per il tentativo parato da Saglimbeni, grande parata. Bonino, bello. 35esimo, grande parata di Saglimbeni che quindi si iscrive nuovamente al match. Adesso altro calcio d'angolo per il Serra di Falco, sul primo palo viene anticipato
Un'altra volta l'inserimento di Benedetto, ancora Caronia, sempre al centro, sempre a trovare la copertura di Antona, ancora Antona, alza una muraglia, pallone giù adesso, messo da Lio che può ripartire, può andare lui, Lio ancora, Lio ha provato il destro, si è fatto prendere un po' troppo da questo contropiede, da queste giocate. Altro cambio per il Gemini, esce il numero 7. Beca esce dall'altra parte del campo, Simone Beca, anche lui uno dei più amati, lo sentite da Publio che gli regala una standing ovation. 76esimo esce Beca, entra il numero 19 Padre Nostro. Certifichiamo che Padre Nostro è entrato prima. Adesso per quanto, anzi perdono, Mortillaro un po' prima, per quanto riguarda invece il cambio di Beca entra un altro esterno, giovanissimo, 2008, Licata, no, sicuramente dei migliori giovani della categoria, il campionato di promozione. Sono chiusi con Padre Nostro perché ho visto il 16 CTR, al contrario sembrava un 19. E adesso calcio di punizione, manca un quarto d'ora, anzi 14 minuti alla fine di una partita che secondo me non avrà neanche tanto recupero. Batte subito Muratore, ma deve aspettare un attimo perché il signor Piccitto deve sistemare meglio, deve regolamentare meglio questa battuta di questo calcio di punizione. Andrà quindi Seiter, ancora lui, autore del gol del 5-1. Non c'è tanta confusione in aria, sono tutti fuori, ragazzi del Gemini. Marcatura a uomo, anche un po' confusa, del Serra di Falco. Muratore e Seitier alla battuta, quindi. Ancora il 16, sinistro che arriva al centro, esce perfettamente un'altra volta il Serra di Falco. Poi Mangiapane in seconda battuta. Pallone ancora buono, in rovesciata addirittura. Ci piace tanto, qui il numero 20 Mancuso. Licata, largo a sinistra, primi palloni giocabili per il numero 21, si allarga un pochettino, lo riprende Giuliano, potrebbe andare, il entrato in casa Serra di Falco, scambio con Caronia, Giuliano aspetta Nuccio, che riprende palla e poi sceglie di perseguire la strada diretta verso il numero 6 Piringeri. Prende palla un'altra volta il Gemini. Ritmiche sono molto basse adesso, le squadre ovviamente sanno che la gara è abbastanza indirizzata. Prova Nuccio comunque a fare qualcosa, autore il gol del momentaneo pareggio che aveva illuso il Serra di Falco in questo pomeriggio di San Giovanni. Poi riprende palla un'altra volta il Gemini, ancora con Muni, fermato, può giocare quindi Muratore sotto la nostra postazione. Muratore, la palla Saglin bene, Seiter però non lo serve, va dove c'è ancora una volta Antona, sempre Antona, deve avere l'ultima parola. Licata può mantenere il pallone in campo e lo fa, l'ultimo tocco è di Licata mi sembra, e così anche per il signor Piccitto. Può andare quindi Nuccio con le mani, facciamo pure un po' di cronaca visto che è complicatissimo riprendere la parte bassa. Data stampa dell'impianto Lobue di San Giovanni Gemini. Il pallone può andare quindi il Gemini con Muratore, buono per Di Benedetto che è esterno, prova a cambiare il gioco, a cercare Danca che ormai fa la punta dopo l'uscita dal campo di avanzato e di Rizzo. È rilanciato e può diventare buono per Lio che aspetta il controllo, lui che è più abituato a questo tipo di campo. Ancora Lio, chiude bene Maggio ma solo per un attimo perché può giocare poi il Gemini.
anche questa volta, solamente per un attimo, riprende palla a centrocampo Giuliano, poi Nuccio prova a immettersi una corsa personale e ce la fa Nuccio, non è che viene però fermato, può andare Licata, le giocate, Muratore, ancora il numero 10, Muratore, aspetta, fermato il pallone da Firingeli, ripresa Tatoli, 5-1 ancora, all'80°, prova ad andarsene adesso Salvo, grande giocata a cercare Di Beretto che però era in posizione di fuorigioco, ora calcio di punizione per il Gemini quando siamo arrivati all'80° di gioco, di 90 previsti. Alcune azioni in panchina nel Gemini sono iniziati a farsi la doccia, i testati che non sono entrati e quelli che sono usciti dal campo in questa gara sicuramente interpretata bene, nonostante poi i suoi scendi classici di una partita tesa come quelle di promozione. Adesso può correre largo a destra Mangiapane, si è proposto anche lì largo come lui Mormino, ancora Mormino in aria, perde l'attimo giusto e poi evita il calcio d'angolo il Serra di Falco. Andare con le mani il Gemini, arriva Mangiapane, probabilmente metterà al centro anche perché comunque si sta riempiendo l'area del Serra di Falco. Mangiapane messa al centro, pallone però ingiocabile, poi a terra Antona non c'è niente, può lottare Danca, Seiter con calma, la mette fuori, Seiter che è tornato a fare il braccetto in questi ultimi minuti di partita, favorendo quindi Licata come esterno sulla sinistra, a destra l'ingresso di Mortillaro che è entrato al posto di Nocella, non attende proprio il posto che oggi ha interpretato, il ruolo che oggi ha interpretato molto bene Seiter, quando anche quello del 5-1 che per ora è il parziale che sta figurando sullo schermo. La riprende Saglimbeni che ha fatto una grande parata, adesso un'altra volta pallone buono per Forconi, ultimo tocco di Forconi, può giocare quindi il Serra di Falco. Danca, la ripresa sempre il 14 di Mangiapane, rischia e a sua volta può andare il Serra di Falco con questo colpo di testa di Salvo che era colpevolmente libero in area di rigore, impreciso per lo stacco del numero 11. Battuta messa al fondo da Saglimbeni, corta per Seiter, poi Licata, scambio con Muratore, ancora Licata, Muratore, insiste il 10, può andare, apre, ma non bene dalle parti di Muni, che avrebbe preferito un pallone più tenue, più molle, più facile da andare a raccogliere in aria. Il Muratore invece avrebbe preferito che Muni partisse prima. Giuliano prova a lanciare lungo, fermato da Mangiapane, questo filtrante aereo di Giuliano, e poi Mangiapane in qualche modo va alle parti di Saglimbeni che non può prendere con le mani, però può gestire anche perché non è completamente pressato il portiere del Gemini. Adesso può andare Licata qua sotto, il tacco pregevole di Veca, anzi perdon di Muni perché Veca è già uscito da un pezzo. Muni va ancora dalle parti di Licata, insiste il numero 21, prova le giocate, alla fine viene fermato, quindi pallone ancora una volta per il Gemini. In cambio il numero 7 Danca, il numero 16 Favata. Siamo al 44esimo di gioco, punto cambio per mister Cammarata, Scaramanno. Non è la prima volta dello scambio, sarà la vicinanza che c'è tra San Giovanni e Cammarata.
Adesso occhio, questo pallone buono sempre per acquisto. Giuliano gira le parti di Maggio che ha provato a andare lui, poi viene fermato, viene bloccato, allora torna da Firingeli che ormai si è assestato lì in difesa dopo i tanti cambi del Serra di Falco. 35esimo fallo su Maggio che poi si arrabbia particolarmente per questo intervento subito da Forconi, arriva Lio a proteggere il suo compagno. 45esimo, può andare, una gara giustamente che si è calmata tanto dopo le polemiche, i veleni della fine della prima frazione, poi si è calmata anche a causa del risultato che andava sempre più ingigantendosi in favore del Gemini. Posso dire però la frustrazione da parte dei ragazzi del Serra di Falco, allora deve essere anche il diretto di gara, signor Piccitto, a calmare questi potenziali reclami e lamenti della formazione bianco-azzurra che oggi ha giocato bene i primi 45 minuti, poi il rigore di Mangiapane ha un po' tagliato le gambe. Adesso Moni può andare, viene fermato, palla sempre per il Gemini comunque nella metà campo avversaria, deve andare quindi un'altra volta Muratore che aspetta l'arrivo di Setier, ancora Licata, sempre lui, entra in aria, deve uscire Catoli, non esce più, anche perché Firingeli non ha avuto un'ottima comunicazione col suo portiere. Licata ha toccato per ultimo, allora 86 sul cronometro di gara, mancano 4 minuti alla fine. Il Serra di Falco per trovare un gol che non credo possa essere tanto utile in ottica qualificazione. Ricordiamo fra 2 settimane appunto il ritorno del Gemini Serra di Falco, Gemini che ovviamente dovrà andare a Serra di Falco, dovrà andare nel Nisseno, ma al tempo stesso ha un'ipoteca importante, ben 4 gol di vantaggio che saranno mantenuti fino al 90esimo. Sembra questo l'andazzo della gara e soprattutto la volontà ultima del Gemini, che magari penserà anche ad aumentare ancora di più questo vantaggio che ha accumulato nel corso di questo pomeriggio. Occhio a Caronia, lui si è alzato, Firingeli si è abbassato e poi Giuliano va dalle parti di Maggio, sinistro di Maggio, a cercare un'altra volta qualche soluzione offensiva. Salvo ancora in avanti il club bianco-azzurro, ci ha provato qui il numero 17 Gianriccardo Punturello. Calcio d'angolo per il Serra di Falco che può ovviamente continuare a sperare, a sognare di trovare il gol del 5-2 per rendere un pochettino più frizzante il ritorno, che in questo momento sembra essere una formalità, ma mai dire mai, soprattutto quando si tratta di pallone, soprattutto quando si tratta di gare così accese. Esce Salim Beni che subisce anche un colpo, rimane a terra il portiere del Gemini. Adesso prova a ripartire comunque la formazione Maglia Black con Mormino che ha lanciato in corsa Lio, chiude il Serra di Falco ma solo per un attimo. Forconi apre a destra, rimbalzo non ortodosso del pallone, rischia pure un po' Mortillaro di farsi male. Adesso pallone ancora buono per il Serra di Falco, ritorna forte Mortillaro. 88esimo in corso che si è concluso, 120 secondi praticamente alla fine, non credo che il signor Piccitto darà recupero. Gemini che si lancia verso la prossima gara di campionato. In questo momento ricordiamo il Gemini ha 17 punti, primi in classifica, pari merito con l'Aragona nel girone A, che però parla Agrigentino di promozione. Serra di Falco invece che staziona nelle parti più rischiose della classifica del girone D di promozione, una gara agli antipodi questo 16esimo di finale. Le due squadre con situazioni di classifica differenti, con gironi completamente agli opposti della geografia siciliana, ovviamente anche con importanti problemi logistici per il Serra di Falco, perché per raggiungere Gemini, più per le corse che si fanno ogni domenica, per andare a fare queste trasferte ogni 2 domeniche.
queste trasferte complicate nel Siracusano e nei dintorni. Caronia prova a mettere questo destro che finisce in un balcone che fa da cornice al campo Nino Lobue. Negli ultimi 30 secondi di gara non crediamo che verrà assegnato tempo di recupero. Gemini 5, Sera di Falco 1, ci portiamo avanti con l'esegesi della sfida, con un grandissimo mangiapane che adesso raccoglie questo pallone ispirato nel primo tempo, doppietta e assist, i due gol uno da calcio di punizione, uno da calcio di rigore, l'assist sempre la punizione a trovare la parabola perfetta di Muratore che anticipando tutti riesce a scavalcare Tatoli, che poi è stato superato nuovamente nel secondo tempo. 4-1 ad opera di Marrone con un rimpallo favorevole in aria che ha tratto in inganno Tatoli, che non è uscito perfettamente su un cross pervenuto alla destra, e poi il 5-1 dall'altra parte del campo, calcio d'angolo battuto sempre a mangiapane e in aria trova la direzione di Lettoro Seter, che adesso lancia questo pallone avanti a cercare Muni. Il Sera di Falco aveva illuso la rete al 30esimo o giù di lì di Nuccio, che sembrava essere il preludio di una gara tirata e avvincente. In realtà poi i biancazzurri sono sciolti come neve al sole dopo la rete del 3-1 proprio a fine primo tempo, proprio nel recupero del Gemini. Calcio di posizione per il Sera di Falco, va lontano Antona, si perde, termina anche il primo di recupero. Vediamo se il signor Piccitto fa giocare ancora. Ovviamente essendo un doppio confronto ci può stare già più che una partita di campionato, fa giocare un po' di più. Qua prova il tiro e c'è il 5-2 di Benedetto, va a esultare sotto la curva di tifosi del Gemini. 5-2. Alla fine ha avuto ragione il signor Piccitto a far giocare un po' di più, perché portiamo a referto la rete del 5-2 di Benedetto, il numero 18, entrato al posto di Toledo, che si è infortunato per un colpo al volto subito nel corso della seconda frazione. Da fare poco Salim Beni, che si era ben messo in mostra con una parata nel corso del suo match iniziato nel corso del 70esimo. Qua attenzione al Sera di Falco che adesso ci crede, non è buono per Salvo, Licata la tocca e Antona la mette in rimessa laterale, rimane lì il Sera di Falco, vuole ridurre lo svantaggio per dare un senso al ritorno. Caronia a battere con le mani, Gemini un po' distratto colpevolmente in questo recupero. Non è che arriva in aria ancora di Benedetto, Salim Beni la fa sua, addormenta la sfida. 92-85, conta il signor Piccitto con una nuova regola agli 8 secondi dedicata ai portieri quando vanno alla presa con le mani. Adesso ripreso da Muni, sempre Muni, Muratore, contrasti lì nella zona del pallone. Adesso Licata, larga a sinistra, magari il Gemini prova addirittura a ristabilire i 4 gol di vantaggio che aveva accumulato nel corso della gara. Muni a cercare la corsa di Mormino, chiude bene Firingeli, diventato capitano dopo l'uscita dal campo di Rizzo. Nuccio, l'altra volta dalle sue parti si è originato il gol, quindi complimenti a Nuccio, sicuramente il più propositivo, il migliore del Sera di Falco. Non sembra però bastare, si va ancora, siamo nel quarto di recupero. Antona va lontanissimo, non crediamo fosse un tiro, crediamo fosse più un tentativo di cambio gioco o poi spazzare il pallone. Maggio, largo a sinistra, il terzino mancino del Sera di Falco
Antona viene colpito, non c'è niente, può giocare quindi Mormino che lotta con Firingeli, ancora lui rischia e occhio a Lio, può andare Lio per Mormino in area, Tatoli fa la parata ma è tutto fermo perché è fuori gioco di Mormino sul passaggio di ritorno di Lio. Allora Maggio può andare, c'è Antona a terra, non si ferma più il cronometro del signor Piccitto. Terra ancora Antona, dopo il contrasto con Salvo aggiungiamo ovviamente secondi al cronometro di questa gara. Gemini 5, Sera di Falco 2, la situazione è la stessa di poco fa, solo che si è aggiunto nel recupero il gol di Di Benedetto per fare 5-2, per rendere meno amaro il passivo per il Sera di Falco, per dare un po' più di senso alla gara di ritorno di questi 16esimi di finale della fase regionale della Coppa Italia Promozione. Gioca ancora il Sera di Falco, pallone fermato da Seiter, poi Muratore, poi Lio, ancora Muratore, insiste il Gemini, mantiene il pallone numero 10 con calma, con classe, poi Seiter va lontanissimo a cercare ancora una volta Muni, può andare, Muni è in aria, sinistro fermato ed è calcio d'angolo, calcio d'angolo Gemini, 96esimo, non ci deve essere recupero in teoria. Battere questo corner il Gemini, si allontana Lio, Mangiapane in aria stavolta, quello che arriva lì, tagliato sul primo palo, e adesso su questa ripresa palla di Lio finisce la gara, vince il Gemini 5-2, vince e convince la formazione di mister Ancona. In rete per i padroni di casa, 2 volte Mangiapane, prima da calcio di rigore, prima da calcio di punizione, poi da calcio di rigore, in mezzo la rete di Muratore nel secondo tempo, timbrano il cartellino, anche Mormino, anzi Marrone, e poi anche Seiter per il Sera di Falco aveva pareggiato nel primo tempo Nuccio, gol dell'illusione, e poi il gol che segna il 5-2 finale ad opera di Di Benedetto. Grazie a tutti per averci seguito qui dal Nino Lobue di San Giovanni Gemini. Noi vi ricordiamo ovviamente che in settimana ricomincia il campionato di promozione, dove il Gemini sarà super protagonista nel girone A. Il ritorno di questa gara valida per i 16esimi di finale di Coppa Italia Promozione sarà fra 14 giorni a Sera di Falco. Grazie a tutti.